Buonasera, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Speciale. Ospite oggi è l'ingegner Dino Barone nella sua qualità di presidente del Parco Letterario Luigi Pirandello, dove appunto lo stesso ha la sede in Contrada Caos, zona adiacente al luogo che fu la casa natale del grande scrittore e premio Nobel. L'associazione, ingegnere, grazie per la sua disponibilità e aver accolto il nostro invito. L'associazione compie 30 anni dalla sua fondazione, per questo abbiamo pensato di realizzare questo speciale per parlare un po' di questa iniziativa culturale. Ecco, e l'idea, come nacque allora l'idea di fondare questa associazione che è il Parco Letterario? L'idea nasce nella vita, bisogna avere la fortuna di avere degli incontri e in particolare incontri anche con i propri educatori, per esempio in questo caso i miei genitori e chi è stato insieme ai libri uno dei professori più importanti della nostra generazione di Agrigento. Il viaggio, viaggiare è quello che è il verbo che ci fa, proprio da verbum latino, che ci fa incontrare e conoscere ciò che c'è al di là del nostro spazio quotidiano. Quindi noi viaggiavamo, noi sarebbe la persona mia insieme a quella di altri amici che sono fra i fondatori dell'Associazione Il Cerchio, e notavamo al ritorno da questi viaggi, come dice il nostro opuscolo fondamentale, notavamo una discrepanza fra una città così importante, bella storicamente, importante storicamente, bella paesaggisticamente, bella dal punto di vista non solo del paesaggio, ma del clima, per non dire bellissima. Noi abbiamo un clima invidiabile. Come diceva il nostro obiettivo è quello di fare in modo che questa discrepanza venga a poco annullata. E come? Come con lo studio, l'approfondimento e la presenza di energie, diciamo risorse, le abbiamo chiamate a quei tempi, risorse storico-culturali ed umane, perché noi abbiamo per esempio fra le risorse umane persone che lavorano, che sono artigiani del sughero, del ferro, diciamo, in tutta la nostra provincia, perché l'ambito dell'Associazione Culturale Il Cerchio è provinciale. È un'associazione culturale regionale, ha lavorato anche in altre parti d'Italia, ora ne parleremo, però il problema suo è l'ambito territoriale, è la provincia di Agrigento. Infatti abbiamo ben 7 territori, diciamo come i comuni della provincia, tra cui l'ultimo ambito è quello del Dipartimento che è stato istituito sempre, stiamo parlando di quale anno? Stiamo parlando del 1995, quella mattina eravamo alle ore 10 presso la Notar di Agrigento, Giuseppina Comparato, insieme ad altri operatori, insieme ad altri giovani e meno giovani che credevano in una nuova Agrigento. E in parte ci siamo riusciti e siamo contenti per ciò che abbiamo raggiunto e ciò che speriamo ancora di poter raggiungere. Li vogliamo ricordare, ingegnere? Queste persone sì. Persone, per esempio c'era il dottor Montana Alessandro, che poi divenne, in quel giorno fu nominato vicepresidente, poi c'era il professore Angelo Pitrone, tuttora un fotografo di fama internazionale, che ha curato nella sua vita con le figure della provincia di Agrigento e poi di altre parti d'Italia e del mondo, il problema, la chiave dell'immagine, la fotografia. Maria Giovanna Cassaro, preside, ancora a quei tempi non lo era, ma è una persona che è scomparsa ma prematuramente, abbiamo detto l'altro giorno, e che ci ha curato la parte soprattutto quella legata allo spettacolo e al teatro, dandoci suggerimenti eccezionali, perché noi non è che siamo nati così come siamo, noi è un processo l'uomo che fa, un processo di crescita, di accrescimento culturale fino ad arrivare a un'idea di città. Noi notiamo in generale che quando ci sono le elezioni comunali, provinciali, eccetera,
L'idea di un progetto di città, dice un mio amico che è architetto, non lo presentano. È fondamentale nella campagna elettorale presentare un progetto di città. La città è una città vasta, è una città che ha avuto una storia, che ha avuto il centro storico, che ancora esiste, con diciamo, la Valle dei Templi, che ha naturalmente dato un grosso impulso alla storia e alla fruizione di questo bene intero che si chiama città teatro, e fra questi risorse per esempio Pirandello. Pirandello è una risorsa che è invidiabile. Io posso per dire subito riferire che il sindaco tuttora di Agrigento, il dottor Miccichè, mi ha riferito durante i viaggi che faceva in questi ultimi 2 anni con gli altri concorrenti delle città capitali, aspiranti capitali della cultura, della città di Pescina. Pescina è una città che è la città dove è nato Ignazio Silone, che ha la fortuna di avere un parco letterario Ignazio Silone. E questo gli diceva al nostro sindaco: sindaco, ma non ho capito come mai voi non avete pensato di rilanciare il parco letterario Luigi Pirandello, che rispetto a Ignazio Silone non ci sono paragoni, che si possono fare, ognuno ha le sue strade, ma naturalmente è un premio Nobel e avete una campagna lì o una zona, avete tutto quello che il dottor Fontana chiamò il sogno di Agrigento capitale, il sogno di Agrigento città teatro, un teatro aperto sul Mediterraneo, con una scuola di teatro per tutti coloro che abitano sulle sponde del Mediterraneo. Il nostro progetto è stato molto ambizioso e adesso hanno partecipato molti enti pubblici, tra cui la provincia regionale di Agrigento, la regione, il comune di Agrigento, il comune di Porto Empedocle, l'associazione del Cerchio, l'assessorato beni culturali, la biblioteca museo, Luigi Pirandello naturalmente, il Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Oggi si parla spesso del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, del convegno che fa da molti anni grazie a Enzo Lauretta, il grande Enzo Lauretta, cioè il senior, che è stato con noi ogni giorno lì a Roma a vedere di diciamo, concordare un progetto e un programma importante, unico. Lui era il vice sindaco della città di Agrigento, il cui sindaco era Sodano, e il quale, dato incarico al professor Lauretta, ha firmato, diciamo, quasi ad occhi chiusi questo grande progetto, questa ambizione, che è il parco letterario, cioè una delle attività. Il Cerchio come associazione ha iniziato, diciamo, con uno schermo 17 pollici, a quei tempi era all'avanguardia, circa 500.000 lire. L'abbiamo comprato e facevamo sia sul lungomare di San Leone, sia a Porta di Ponte, secondo le stagioni, con uno schermo gigante, i collegamenti con gli altri comuni della provincia di Agrigento per promuovere le iniziative. Quindi che so, telefonavamo, avevamo un bell'ufficio, l'abbiamo ancora ora, un bell'ufficio con degli operatori in gamba che telefonavano a coloro che in ogni comune erano dedicati, diciamo, dall'amministrazione comunale a che cosa? A promuovere, per esempio, Palma Montechiaro, le attività di Palma Montechiaro. Palma Montechiaro aderiva al progetto, faceva un'offerta di circa 50.000 lire, c'erano le lire, e noi facevamo ogni sera a Porta di Ponte o a San Leone d'estate, promuovevamo le manifestazioni che propone, facciamo un esempio, l'ho già rifatto, l'ho già fatto 2 volte, di Palma Montechiaro. Il cerchio nasce da questo, la parola giusta che la dottoressa ha voluto mettere. La dottoressa sarebbe la notaia o notara, diciamo, comparato, dicendo il sottotitolo è il cerchio, col sottotitolo Centro Studi, virgola, iniziative per i beni culturali, lo sport, il turismo e la solidarietà sociale. Quindi aveva degli obiettivi, un'associazione culturale senza scopo di lucro, ma che ha sicuramente dato un segno in questi 30 anni di vita nella nostra
regione, per non dire anche in tutta Italia, perché noi, dopo aver vinto, uno degli obiettivi più importanti è stato aver vinto al terzo posto su 238 progetti presentati il titolo assegnato dalla Comunità Europea, diciamo, di parco letterario Luigi Pirandello fra i parchi letterari destinati dalla sovvenzione globale alle regioni meridionali dal Molise in giù, compresa la Sardegna. Hanno partecipato in 238, i premiati erano solo 10 e noi siamo stati al terzo posto, il cerchio. Benissimo, questo è stato un obiettivo, un ponte di lancio per cercare di migliorare la nostra città. E questo progetto ha avuto anche, che cosa? Ha avuto un'istituzione che non è solo il gestore del parco, l'associazione del cerchio. Il gestore è stato il cerchio, ma l'ente si chiama Parco Letterario, è un ente sovracomunale, perché come ho detto poco fa è costituito da vari enti pubblici, oltre all'associazione del cerchio come unico ente privato. E questo è stato costituito per dare una certa garanzia economica al parco letterario, perché è un ente che senza scopo di lucro, diciamo, avrebbe avuto delle difficoltà e la Comunità Europea non avrebbe mai accettato un progetto del genere se non c'era scritto nell'accordo di programma, che poi è un decreto del Presidente della Regione. Si dichiarano garanti dal punto di vista finanziario, economico e professionale gli enti locali che si impegnano ad aprire entro ogni anno, per sempre, attenzione, per sempre, a cominciare dall'anno 2000, abbiamo anche la determina ancora, per esempio del senatore Sodano, che a quei tempi ancora non era senatore, che dice a partire dall'anno 2000, la determina è stata scritta dal dottore Pagano e l'ha firmata e controfirmata il dottore Sodano. Se non ci fosse stato scritto che erano garanti, il parco letterario non sarebbe stato mai varato dal punto di vista di vincere il premio di Agrigento Parco Letterario Luigi Pirandello. E quindi è una storia importante che ha questo tassello famosissimo e con l'obiettivo di città teatro. Ad Agrigento, all'articolo 1, comma 2, alla seconda riga c'è proprio che del decreto dell'approvazione dell'accordo di programma, un decreto del Presidente della Regione, che deve avere una connotazione di città teatro permanente. Città teatro significa il sogno di Luigi Pirandello. Pirandello in una sua poesia, diciamo, sognava quello che sognava il cantante Cocciante. Cocciante sognava che Margherita fosse scritto in tutte le pareti della città dove viveva, il suo nome Margherita. E noi sogniamo, dice Pirandello, lo stesso Pirandello sognava che ogni sera a un chiaro di luna, sotto un chiaro di luna, ci sono i versi che lui scrive. Ingegnere, io la interrompo perché lei è un fiume in piena. Ecco, la regia prontamente ci ha mandato dei video di un'iniziativa a cui voi tenete molto e che organizzate in maniera molto capillare e incisiva. Ecco, parliamone. Si chiama Viaggio Sentimentale. Benissimo, per cui lei tiene molto a questa iniziativa. Viaggio Sentimentale è la chiave. Ecco, stiamo vedendo un bel video. Il parco letterario si esprime con i viaggi sentimentali. A proposito, che ricordiamo sono fatti proprio ai piedi della casa di Pirandello. Alcuni lì, alcuni alla Valle dei Templi, alcuni in Via Atenea, alcuni, perché noi abbiamo 7 siti. Io non mi sarei mai potuto permettere di dire un correttivo. Il parco letterario ha 7 siti, non ha solo la Piazzale Caos. Uno di questi 7 è il Piazzale Caos, dove abbiamo un caffè letterario che ora dobbiamo aggiustare e riaprire. Ne parliamo dopo. E poi abbiamo gli attori che sono i musicisti che sono delle risorse, e poi i cantastorie, e poi tanto altro, e la musica, eccetera. Che cosa è il viaggio sentimentale? È un'ideazione che ha avuto Stanislao Nievo, che ha ideato i parchi letterari, ed è il perno di un parco letterario.
Se non si offre a un turista, a un viaggiatore, quello che noi chiamiamo viaggiatore o addirittura forestiero, perché è un forestiero che viene, anche se di Agrigento provincia, viene da lontano, fa viaggi lunghi e vuole partecipare, non assistere, partecipare a un viaggio sentimentale. E come? Applaudendo? No, partecipando attivamente, ascoltando quello che dice il cantastorie e assistendo in un'atmosfera fantasmagorica, in una full immersion di sensi e sensazioni. Oggi sento parlare di turismo sensitivo, ma all'inizio è stato proprio Stanislao Nievo, e quindi il viaggio sentimentale ora noi pensavamo per Agrigento Capitale di interpretare in maniera positiva, come ci aveva dato il sindaco addirittura per iscritto, ma non a noi. Ha fatto una convenzione ce l'abbiamo qui, una convenzione con la regione, con l'ingegnere Mario La Rocca, ha fatto una convenzione, l'ha sottoscritta il sindaco Miccichè, dicendo che era disposto a, diciamo, fare in modo che una parte dei 4 milioni di euro, cioè 40.000 euro, fossero destinati alla al teatro permanente. E allora abbiamo preparato questi viaggi sentimentali, abbiamo preparato una struttura, l'abbiamo promossa e ci sono decine di scuole, di docenti, di dirigenti scolastici che ci telefonano da tutta Italia, persino da Gorizia, signor sindaco Miccichè, persino da Gorizia, che vogliono venire a partecipare a un viaggio sentimentale dove, ha detto lei, è alla casa di Pirandello, perché Pirandello è più famoso fuori che da noi magari. Dovremmo venerarlo più di quando lo hanno venerato persino a Sanremo. Noi siamo stati a Sanremo, siamo stati in tante città d'Italia, anche siamo stati in Spagna, siamo stati a Roma. Che fine ha fatto questo progetto? Il progetto, questo ultimo, diciamo, ora è nelle mani della Presidente della Fondazione, dottoressa Cucinotta, al quale abbiamo fatto un piccolo sollecito via PEC, che sta per scadere. Lei sa che, diciamo, le PEC, la pubblica amministrazione deve rispondere entro 30 giorni, in qualunque momento, in qualunque motivo può rispondere, positivo o negativo. Ora c'è anche il direttore, che sarebbe il dottor Parello, col quale abbiamo ottimi rapporti, ma non significa che ci siano privilegi. Noi abbiamo, come dice l'accordo di programma, in Agrigento l'esclusiva della città teatro, quindi il logo città teatro permanente non può essere utilizzato eventualmente da per altre iniziative. E quindi c'è la penale. Voi avete un legame particolare proprio col mondo della scuola. Sì, la scuola è fondamento. Anche stamattina sono arrivati dei pullman a Piazzale Caos di scuola media inferiore, perché quest'anno ancora le scuole medie superiori ne sono venute poche, perché aspettano questo famoso progetto, cara dottoressa Cucinotta, mi dispiace dirlo qua in televisione, aspettano questo progetto, cioè questi 40.000 euro di cui dovevano essere erogati subito 8.000 euro di acconto per avviare solamente, perché ci sono gli attori da pagare, gli operatori, i registi, coloro che, diciamo, si muovono per questo obiettivo, la promozione, eccetera. E dovevamo fare 3 conferenze stampa, l'abbiamo fatta con 19 giornalisti la prima conferenza stampa, e naturalmente ha avuto dei costi da sostenere di poco conto, ma facevano parte di questo. Ora noi non solo li dobbiamo rimborsare, ma dobbiamo continuare a investire, perché la capitale della cultura è un investimento, perché c'è la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione e promozione. Sono dei momenti per un bene culturale fondamentali. Molti ci dicono che abbiamo dei privilegi. No, guardi, il termine non è esatto, mi dispiace, non voglio correggere i nostri amici di Agrigento, i nostri, diciamo, concittadini. Abbiamo delle prerogative dovute a che cosa? A questo accordo di programma che abbiamo sottoscritto insieme al sindaco Sodane, al presidente Fontana e altri, che è diventato decreto del Presidente della Repubblica, del Presidente della Regione siciliana,
che è un decreto che ha la stessa valenza di una legge nazionale e questa legge va adempiuta, cioè ora cosa dico invece? Notiamo che molti dirigenti del comune di Agrigento, per esempio, disconoscono, io dico la parola disconoscono, che non offende nessuno, perché non è che significa essere ignoranti, purtroppo noi ci siamo rivolti subito, la persona più importante del comune di Agrigento non è il sindaco, ma è l'assessore diciamo, allo sviluppo economico, perché in un comune ci deve essere lo sviluppo economico, e lo sviluppo economico è quello che porta lavoro, con posti di lavoro, che noi abbiamo messo, ce ne sono ben 300, quando abbiamo presentato questo progetto di 300 pagine qua a Roma, era il 13 di novembre del 1998 e è stato presentato da Andrea Camilleri, che poi era già presidente del comitato d'onore, ora purtroppo è morto, non è più con noi, però ci ha lasciato una grande eredità. Il palco che è stato messo in quella maniera lì al Piazzale Caos, in quella situazione come è messo dal punto di vista geografico, chiamiamolo il nord, il sud, l'est, l'ovest, ce l'ha detto lui. Il palco deve essere che poi chi è sul palco, sulla destra, vede la casa natale di Luigi Pirandello, come quando lei cammina con una donna, dove la mette, a sinistra o a destra? La donna ha un grande simbolo, la bellezza, la bellezza del Piazzale Caos è la casa natale di Luigi Pirandello. Ecco, stiamo vedendo le immagini anche della conferenza stampa, dove lei presentò Città Teatro, sì, con tutte le varie... Certo. E volevo dire un'altra cosa, ecco, queste immagini fanno vedere il progetto della nuova sede, sì, della casa Pirandello, perché ricordiamo, alcuni anni fa è successo un incendio e una parte di questo... La sala teatro. Di questa la sala teatro, che era molto bella, era anche un momento di incontro, si facevano dei convegni, si leggevano poesie, insomma un momento di aggregazione, purtroppo per via di questo incendio andò distrutta. Allora lei presentò questo nuovo progetto di come deve essere, diciamo, la nuova struttura, però io ora le faccio una domanda più specifica. La struttura è ancora abbandonata a se stessa, che cosa impedisce? Perché so che i fondi ci sono, noi li abbiamo seguiti quotidianamente. Cosa impedisce di iniziare i lavori affinché il posto venga, diciamo, risanato? Qual è il problema? Facciamo un invito... Non ci sono impedimenti dal punto di vista... ma perché non si iniziano i lavori? Dal punto di vista istituzionale o delle autorizzazioni, eccetera. Le abbiamo tutte. Però il problema è che il bando... Sala Teatri, noi siamo stati vincitori perché noi andiamo avanti partecipando a dei bandi. Perfetto. Questo bando noi vogliamo sapere qual è perché la casa è ancora distrutta. La casa, per cui ancora la causa è il fatto che il bando prevede, rispetto a quelli europei, quelli regionali prevedono un'anticipazione da parte di colui che ha vinto. Colui che ha vinto non è una persona, è il beneficiario, cioè l'associazione, il cerchio letterario. Voi. Perfetto. Questo bando prevede ai vincitori, noi siamo fra i vincitori, insieme ad altri di Agrigento, attenzione, un'anticipazione di 50.000 euro che viene poi subito dopo rimborsata col primo SAL. Il SAL sarebbe il saldo, il famoso... il rendiconto che si fa ogni 50.000 euro. Ora questo SAL poteva metterlo, si era all'inizio prodigato il sindaco a metterlo con la banca, ha voluto i documenti e voleva anche una determinazione sindacale della giunta comunale di Agrigento. Che ci fosse questo impegno. Questo impegno che sarebbe stato restituito immediatamente di 50.000 euro. Non è che era una sorta di anticipazione, cioè prestito. Ora noi abbiamo trovato dei operatori che ci stanno anticipando e stanno mettendo a spese proprie perché tanto i soldi rientrano e quindi i lavori dovremmo iniziare da qui a poco. Speriamo entro il mese di maggio già abbiamo tutte le parti. Quindi possiamo dire che prima o poi
insomma, sì, al più presto. 2 mesi di lavori ci sono, Sì. quindi noi a giugno speriamo di essere pronti, giugno prossimo. E quindi ora ci hanno sollecitato, attenzione, da Palermo, perché i fondi hanno una scadenza. Certo, ci hanno detto, ma cioè, scusate, se no li perdete. ma che intenzione avete? È passato il 2024, voi dovete spenderli nel 2024, massimo nel 2025. Il 2025 è in corso e certo. ci hanno prescritto una pesante di 2 righe, Diffida, insomma. Diciamo PEC, siamo stati d'urgenza a Palermo, attenzione a Palermo, quando noi andiamo fuori veniamo riveriti non perché siamo eleganti, ma perché rappresentiamo Pirandello. Certo. E rappresentare Pirandello significa avere un tappeto rosso, quello stesso che abbiamo avuto a Bergamo, dove il presidente della provincia è sceso dal 3° piano giù ad accogliere la nostra delegazione, perché la gente ha tanto rispetto, cosa che vediamo, notiamo purtroppo ad Agrigento, magari ci sono tanti progetti, tante presenze, tanti problemi non vengono messi in cosa. Ora noi siamo, come ha detto lei, un vulcano di idee e di progetti. Per esempio noi abbiamo presentato all'assessorato regionale e al signor sindaco di Agrigento 25 progetti PNRR, tutti cantierabili, perché ci abbiamo studiato sopra, abbiamo fatto i disegni, abbiamo fatto i computi metrici, abbiamo fatto il quadro complessivo economico, abbiamo fatto soprattutto il primo punto che si chiama studio di fattibilità. E lo studio di fattibilità ci consente... E qual è stato l'esito di questo? L'esito è stato che l'onorevole era assessore Zambuto agli enti locali, ha portato questi progetti a Palermo e i progetti si sono smarriti, nel senso che non se ne parla più. Possiamo parlare... Eppure tanti progetti del PNR sono stati finanziati. Sì, no, veramente Agrigento purtroppo ne ha presentati poco, ma speriamo che qualcuno, ve ne posso dire qualcuno, diciamo... Ma lei ha fatto una ricerca per vedere... Dove sono arrivati? Sono arrivati all'assessorato ai lavori pubblici, dove c'è il famoso assessore siciliano in gambissima, che dobbiamo andare a ritrovare, perché se noi non continuiamo... sollecitiamolo, vediamo. Dobbiamo sollecitarlo e portare avanti queste cose, perché 25 sono 25 e sono sento parlare del parco Icori o della Dolorata. Noi abbiamo fatto il progetto che non è difficile, perché purtroppo lì sono spariti tutte forse in qualche magica notte tutte le attrezzature o i fili di illuminazione. Il parco quindi è al buio, più ci sono altri danni, ma possono essere risistemati. Ci vogliono, diciamo, delle risorse, ci vuole un'impresa che ci aggiudichi il lavoro e, diciamo, a proposito, il PNRR che noi abbiamo appena uscito il decreto Conte e il successivo decreto, per esempio, Draghi, ci ha consentito di andare dal sindaco di Porto Empedocle e dirgli: signor sindaco, qua noi abbiamo 2 progetti PNRR, uno a Piazzale Kennedy per farla diventare, come già certe volte è, con le sedie, il palco eccetera, una sorta di punto della città teatro, ecco a Porto Empedocle. Quale sindaco? Il sindaco che c'è tuttora, Martello. E poi, diciamo, c'è anche la piazza che si trova di fronte a Torre Carlo V, dove sono venuti i nomadi. Sì. Lì possiamo mettere pure un palco con sedie eccetera eccetera. E cosa ha risposto il sindaco? Il sindaco ha risposto subito così: ma è meraviglioso, però ha chiamato il segretario, gli vuoi dire in che condizioni è il nostro comune? È stato 2 anni fa, 3 anni fa, il tempo passa. Dice: ingegnere, guardi, dice, lei ha parlato benissimo delle sue iniziative e del parco letterario, e ne ha ragione, però noi siamo sull'orlo della bancarotta. E dice: come prendiamo questi, come paghiamo questi operatori che servono dell'ufficio tecnico? C'era una procedura. Io avevo il libro, perché io studio, ma non sono solo io, il nostro gruppo è grosso, attenzione, di ingegneri, architetti,
dottori, geologi, eccetera. Avevamo il libro, lo chiamavamo il libro proprio con le leggi, e la legge cosa dice? Che le associazioni culturali rientrano, che gestiscono un'area verde, un'area culturale, eccetera, ci sono i vari punti nel famoso decreto, decreto poi del presidente Draghi. Poi Draghi ha finanziato, caro sindaco, gli abbiamo detto subito, ma guardi che questi operatori che dice lei, tanto di cappello, cominciamo a fare subito le lettere di dare il lavoro a tempo determinato e indeterminato a questi, e vengono pagati non da lei, dal suo bilancio, vengono pagati dallo Stato, dal Presidente del Consiglio, che ci sono perché ci sono dei fondi per avviare queste persone. Ora qui ci si deve credere. Ora noi invece le nostre cose, grazie alla nostra magari qualità, vengono, tutti ci credono, tutti sono consapevoli, lo vediamo anche nelle nostre manifestazioni estive che facciamo e riprenderemo quest'anno a Piazzale Caos e anche al Caffè Letterario e anche in altre parti della città, persino la Valle dei Templi, dove incontriamo un maggior numero di turisti perché è molto praticata. Ma ci sono delle azioni terenziane, cioè questo progetto, che vuol dire? È un progetto pubblico, quindi poteva essere consultato. Cosa vuol dire? Terenziane significa un aggettivo, un sostantivo che nasce da Terenzio. Terenzio era un grande, diciamo, artista, regista, che ha scritto lui stesso Come si copia. Ha fatto una commedia su come si copia. E quindi noi, azioni terenziane, caro signor Sindaco, quando io ti scrivo in privato o in pubblico che qui c'è attacco terenziano, l'avrai capito cosa voglio dire, che c'è persone che cercano di imitare di noi. Copiare la vostra idea culturale. Esatto. Ecco, abbiamo capito. Ma noi queste cose le possiamo mettere, non è che non le vogliamo dare, ma devono avere il marchio del Parco Letterario. Per avere il marchio c'è il diritto d'uso. Il diritto d'uso significa la cosiddetta... Chiarissimo. Sì, no, chiaro. Sì. E noi speriamo che le cose camminino, specialmente questa ultima cosa di cui ha parlato, del Caffè Letterario di Piazzale Caos. Piazzale Caos deve diventare un grande parco e stasera stesso il signor Sindaco di Agrigento riceverà una nostra PEC pronta in cui gli diciamo la legge Savarino, che è stata promulgata il 2 di aprile, guarda che sta scadendo, hai 30 giorni, tu devi manifestare come capo della nostra amministrazione la necessità di un arredo urbano in un parco urbano. Il parco urbano sarebbe il parco che c'è a Piazzale Caos. Perfetto. Ci sono i soldi a disposizione, massimo 50.000 euro, sembrano pochini, ma noi abbiamo fatto un progettino di piantagioni e ci abbiamo messo come impianti soprattutto la illuminazione, ma soprattutto l'irrigazione. L'irrigazione perché le piante vanno curate, vanno irrigate, vanno lavorate. E a proposito, ora concludiamo, diciamo, questa irrigazione, e quindi noi non possiamo scrivere alla dottoressa Savarino, all'avvocato veramente, nonostante lei ci conosce perché ha inaugurato il Caffè Letterario, lavorato il 19 dicembre del 2001, è stata lei insieme al difensore civico di Agrigento, che c'era a quei tempi. L'ha inaugurata, c'era anche la Fondazione Nievo da Roma, c'era anche il presidente regionale dei parchi letterari di Sicilia, il dottore Sfaracino, e c'era lei. Ora la sua dottoressa, questa dottoressa ha fatto questa legge importantissima. L'ha promulgata lei, l'ha proposta lei. Ecco, questo vediamo proprio una foto dell'anfiteatro all'aperto. Sì, signore. Questo è un suo progetto. Esatto, e noi queste sedie sono grigie, verdi, perché noi non affittiamo cose,
e l'ho detto anche all'assessorato all'agricoltura, noi non affittiamo niente, noi acquistiamo, perché se abbiamo i soldi. La Comunità Europea ci ha insegnato che bisogna acquistare, perché i soldi vanno, diciamo, investiti. L'investimento per mettere a disposizione la struttura a chi ne usufruirà. Esatto, i posti sono gratuiti la maggior parte di volte, certo. eccetera. Ingegnere, allora io vorrei parlare, prima di mandare un video che poi spieghiamo perché lo mandiamo, vorrei parlare di un'iniziativa imminente che si svolgerà il 4 maggio, che è Emporio Arte e Natura. Sì. Ecco, è già una nuova edizione, c'è stata l'anno scorso, stiamo vedendo la locandina, invitiamo la gente a andare al Piazzale Caos, ecco, ma parliamo di questa iniziativa. È un'iniziativa di trasformare per un'intera giornata, alle 9:30 di mattina, stamattina abbiamo scritto al questore per le dovute non autorizzazioni, ecco per esempio le prerogative. Noi facciamo parte di uno Stato non autoritativo o autorizzativo, ma facciamo parte di uno Stato promozionale, grazie alla programmazione negoziata che ci ha istituito. La programmazione negoziata è una legge del 96, in cui non c'è lo Stato che viene a controllare, ma c'è lo Stato che promuove, che è quello che ancora l'amministrazione comunale non vuole intendere. I suoi dirigenti non intendono che devono loro stessi dirci quello che devono fare. È una bellissima cosa questa, però viene poco utilizzata la programmazione negoziata. Viene poco utilizzata perché, non lo so perché, noi la legge l'abbiamo e abbiamo avuto... Ecco, parliamo ancora della mostra. La mostra cosa fa? Ci saranno anche dei prodotti biologici, artigianali. Di prodotti agricoli, arte e natura. Arte e natura sono le due risorse. Stiamo vedendo la piantina le su due cui, risorse, sì, diciamo, si svolgerà l'evento. Di fronte al palco, tra il palco e il caffè letterario, ci saranno questi espositori che già hanno prenotato alcuni. Speriamo che da qui al giorno 4 ne prenotino altri e poi sì, riempiremo un po' la intera piazza. La stessa cosa faremo la prima domenica di giugno, perché poi a luglio c'è caldo. Perché il 4 di maggio? Perché il 4 di maggio è la prima domenica del mese di maggio e alla Casa Natale i turisti, i forestieri, gli agrigentini stessi che vengono a Iosa, l'abbiamo visto anche a marzo e ad aprile, hanno il biglietto gratis, l'ingresso gratis al Monumento Nazionale. Ho proprio detto all'onorevole Pisano che la Casa Natale di Pirandello è un monumento nazionale, perché lui ha fatto dichiarare monumento nazionale con tanto di cappello il Teatro Pirandello. Quando ha saputo che nel 1951 la nostra Casa Natale è diventata monumento nazionale, quindi molti anni fa, mi ha detto bellissimo, allora facciamo subito un percorso che non è solo ideale, non è culturale, ma è un percorso fisico fatto da pulmini autorizzati, prenotabili, oppure taxi, oppure le carovane. Per esempio, a proposito, noi siamo lì a 2 passi dal treno letterario. Il treno letterario è un treno che abbiamo inaugurato più volte, l'abbiamo fatto 2 o 3 volte negli anni scorsi, per portare le persone dalla stazione centrale di Agrigento, ora è anche da Palermo, per vedere il parco Caos. Dove si ferma il treno letterario? Il treno letterario si ferma o alla fine alla stazione centrale di Porto Empedocle, dove arriva, o prima nel parcheggio che c'è a Villa Seta, il parcheggio famosissimo che in questi giorni ci sono dei lavori in corso. Cugnovela, dove con una pedana, come ha avuto la grande acutezza il dottore Fontana, inutile, non voglio fare delle banali considerazioni, ma devo dire che il dottor Fontana ha avuto con pochi soldi, mi pare che sono stati 200 milioni, a quei tempi c'erano le lire, di istituire
al Tempio di Vulcano di far costruire una pedana dove il treno si ferma, la gente scende e va o al Tempio di Vulcano certo, o alla Colimbetra, cioè in piena Valle dei Templi. bellissimo. Queste cose bisogna Certo. rivalutare e mettere in funzione. Ora invece diciamo bisogna smuoversi, io spero che questo incontro sia un incontro non solo promozionale delle nostre iniziative, ma di Agrigento Città Teatro, di Agrigento Capitale della Cultura, perché aveva ragione il sindaco della città di Silone. Ma come mai non rilanciate il parco letterario? Noi abbiamo quello nostro e abbiamo proposto di rilanciarlo e glielo ho detto al sindaco di Agrigento, che me lo ha riferito in una giornata di mattina presso una scuola di Agrigento ed era felice di poter, ma poi chissà cos'è accaduto. Ingegnere, tra le tante iniziative ho letto, poi lei mi darà qualcosa in più, che oltre al treno letterario c'è anche il barcone letterario. Il barcone letterario è un barcone da barca, barcone, no, barcone, no, no bar. Barcone. Barcone è una... E cos'è? Che è una cosa che è mi una grossa barca che affittiamo ogni volta e che fa un percorso che parte dal porto di San Leone, va verso Punta Bianca, ritorna e va a finire fino alla Scala dei Turchi e poi ritorna qua dopo questa ora e mezza di viaggio. E sul barcone che cosa si fa? Ecco, sì, Si fa? Non è che solo si guarda il mare e si mangia o si degusta, perché uno dei cinque sensi va naturalmente, secondo Stanislao Nievo, che è colui che ha ideato i parchi letterari, va sostenuto, la degustazione, il nostro quinto senso del gusto, ma ci saranno degli attori e dei cantastorie e dei musicisti dentro il barcone, cioè sul barcone che animano questa bellissima, diciamo, traversata. È una cosa veramente speciale che veramente, diciamo, già noi l'abbiamo fatta e la gente è rimasta molto contenta. Ecco, altra iniziativa, la Biennale di Arte e Cultura Luigi Pirandello. Sì, perché la Biennale significa ogni volta che c'è l'anniversario, quest'anno siccome era a Agrigento Capitale l'abbiamo istituita come edizione speciale. È una serie di iniziative culturali in generale, ma anche paraculturali, quindi di portare le persone nei migliori alberghi o negli alberghi convenzionati con noi, nelle strutture vicine alla Scala dei Turchi, che però tra l'altro non è che si chiama Scala dei Turchi. Vorrei segnalare che ci sono ad Agrigento Capitale, caro signor Sindaco, delle imperfezioni. Colimbetra non si scrive così come è scritto. Bisogna recuperare le frecce stradali che avete tanto criticato, di quelli che non sanno scrivere al computer, i famosi grafici da 4 soldi dell'ANAS. No, Colimbetra va scritto in greco, non in questa lingua che non è né greco, né latino, né italiano. È incredibile. E la Scala dei Turchi si chiama, egregia sindaca di Real Monte, Scala dei Saraceni, perché i turchi erano un popolo antichissimo, molto più antico dei Saraceni, cioè coloro che sono venuti qui ad Agrigento nel X secolo d.C. È una cosa incredibile, che noi ci vantiamo di cose con nomi sbagliati. Dice, ma ormai si chiama così. No, si deve richiamare di nuovo. Il sindaco non c'è più perché è stato... al nuovo sindaco, allora alla nuova sindaco, auspichiamo che il nuovo sindaco. Senta, altra iniziativa che mi incuriosisce è il commiato letterario. Il commiato letterario è una forma di, ce l'ha insegnato sempre Stanislao Nievo, in cui le persone alla fine della loro visita, perché i pacchetti turistici, noi non possiamo vendere pacchetti turistici perché non siamo agenzia di viaggi, ma abbiamo le offerte turistiche. Quello che abbiamo notato è che il 27 marzo a Roma nessuno ha presentato da parte del progettista, dottor Albergoni, al concorso Agrigento Capitale. Senza pacchetti turistici, come si fanno a offrire ai forestieri, agli agrigentini, ai siciliani, agli italiani, agli americani, ai tedeschi,
si va a offrire la fruizione di una provincia come quella di Agrigento, provincia perché, come dice il sindaco, è tutta la provincia che ne deve usufruire. Ma presentateli questi pacchetti turistici, promuoveteli, altrimenti la gente come li deve sapere? Non è tutta una cosa che ha dell'incredibile. Con ciò non è una critica, è solo un suggerimento, perché noi, come abbiamo scritto più volte al dottor Albergoni, che ora purtroppo non c'è più perché ha deciso così, rispettiamo le sue... Perché si è dimesso, perché si è dimesso, non c'è più in questo senso. Le sue volontà, ma diciamo, dottor Albergoni, che ora non c'è più perché si è dimesso, dobbiamo cercare, noi abbiamo scritto dicendo che per fortuna, noi lo diciamo c'è per il dottore fortuna, Parello, no? Che ha preso il suo posto. Il know-how, Quindi lo conosciamo, è una persona eccezionale. rivolgiamo a lui questo appello. Sì, rivolgiamo a lui, al dottor Parello, architetto Parello, è sempre dottore ma è architetto in particolare ed ha una grossa visione della provincia di Agrigento e di tutti i parchi archeologici della Sicilia, attenzione, ha molti ruoli. Speriamo che trovi il tempo e lo troverà sicuramente per questa nuova sua, diciamo, suo incarico. Noi rivendichiamo, dicevamo spesso anche alla dottoressa vice del dottor Albergoni, per fortuna abbiamo, grazie alla Comunità Europea, perché abbiamo lavorato 10 anni per conto della Comunità Europea, più di 10 anni, ora facciamo 30, dice lei, per conto, diciamo, con un'esperienza, in inglese si dice know-how, sì, incredibile, ma non perché ce lo siamo inventati noi. I miei collaboratori, io stesso, siamo stati assistiti da decine, le dico decine, e nei servizi precedenti ci sono segnalati, di tutor. Dove sono i tutor della città capitale? Tutor chi sono? Sono persone che accompagnano, hanno più esperienza di noi e accompagnano, per esempio, che so, i tutor potevano essere delle persone che venivano da Bergamo, che era la capitale della cultura, e venivano a insegnare con la I minuscola, attenzione, senza nessuna prosopopea, venivano a suggerire e insegnare come si doveva fare, perché noi non eravamo preparati, noi cittadini agrigentini. La prima cosa era, guardi, comprare con i soldi che abbiamo, ecco, lo dico alla dottoressa Cucinotta, dottoressa, perché non compra lei 400.000 opuscoli dedicati della rivista Archeo su Agrigento, speciale Agrigento, perché i ragazzi, i docenti, i dirigenti hanno pure loro bisogno, certo, di sfogliare e studiare, perché la prima cosa, dice il sindaco, e sono d'accordo con lui, è la identità. Noi dopo che creiamo l'identità ci viene spontaneo dire al ragazzo: senti, accompagna queste persone a Piazza Stazione, accompagna al Tempio della Concordia. Un po' come fanno le guide del FAI. Esatto, come fanno le guide del FAI. Perfetto. Allora io vorrei mandare ora un piccolo filmato che l'ingegnere Barone, presidente del Parco Letterario, cui abbiamo voluto dedicare questo speciale in occasione dei 30 anni della Fondazione, ci ha dato questo video e poi ci spiegherà a conclusione di questa nostra chiacchierata il perché, cosa vuol dire questo video. Prego la regia. Quando, come quasi ogni anno, per un non so che di bisogno misto anche al correre degli usi, si è affrontato con piacere un viaggio in posti che sono sicuramente al di là del nostro spazio quotidiano, e sempre, quando ritorno si tocca questa terra di Sicilia, ti prende un misto di malinconia per i posti lasciati, un'ansia per una terra che significa vita di fatiche e piaceri.
una rabbia per la consapevolezza di una diversità che è difficile a colmarsi nello spazio, nel tempo, nella storia, nell'aria e in tutto ciò che ci circonda. Ma questa rabbia non diventa sempre mestizia, anzi, spesso, nonostante le varie esperienze, provoca una forza interiore che a volte non si può più controllare, ed è essa che ti fa operaio di te stesso, della forza medesima, del mondo che ti circonda. Questo è fatto di soggetti e oggetti che vuoi e devi coinvolgere in un magnifico piano di rinascita, di ripresa, di nuova frontiera che vai a predisporre. Essi sono come là, ad attendere, pronti a scommettere per un qualcosa che li renda più vitali. Infatti non si tirano indietro. È come la linfa che aspetta il sole del giorno per salire nel meglio. Si prestano per farsi in 4, 8 e magari... In questa nostra provincia abbiamo tanto paesaggio. Un clima con la C maiuscola, un'aria ancora salubre a volte, ma poco vigore, poca voglia del bello, poca eco di quell'Ella Demagna quasi incredibile abitatrice di queste terre, se non fossero le testimonianze a dirlo. Ci si accorge spesso che le risorse di cui siamo anche noi parte sono abbastanza e si vede, con quel terribile confronto con le terre dei viaggi, che sono lì ad attendere che qualcuno le colga senza sfruttarle per i propri fini malefici, ma per il senso di tutti. Al ritorno da altre terre d'Italia, da una visita fatta di osservazione, di quotidianità, di folle e di spazi, di aria e di arte, di laghi e di luoghi, di città e di campi, di serre e di sole, di pulito e di pallido, di organizzato e di naturale, nasce una spinta, una lezione, un'azione che ha portato ad una scuola di scommesse. Il cerchio è una di esse. Non se ne conosce la fine, ma i fini sono stati chiari. Le esigenze tante, ma chiare anch'esse. Si sono sentiti un humus, uno stimolo ad uscire dall'abbandono della nostra provincia, ma senza illusioni, sapendo di mettere alla prova tante piccole cose e tante grandi cose. Il cerchio è una scelta di polis, una svolta culturale che si vorrebbe dare qui e là, ora e dopo, senza secondi fini. Si vuole dare solo una mano per migliorarci. Bene, ingegnere, abbiamo visto questo video che avete realizzato, un video molto bello con immagini sicuramente suggestive. Al termine di questa nostra trasmissione, ecco, spieghiamo un po' questo video. Il video nasce dai nostri viaggi, avevamo detto all'inizio del nostro incontro, e ci sono infatti
dalle prime immagini sono un traghetto che da Livorno porta a Palermo, e quindi questo traghetto porta a Palermo, e quando si arriva a Palermo viene una sorta di angoscia o di riflessione a chiunque, perché dice: dove siamo stati? Siamo stati a Livorno, siamo stati in Toscana, siamo stati a San Quirico d'Orcia, siamo stati in Essenese, dove la gente si muove per far crescere i figli e se stessi e il territorio. La gente nasce lì per lavorare. Lavorare significa faticare per un obiettivo. No, per esempio, faccio l'esempio del Trentino. In Trentino, a tavola, le famiglie parlano di turismo, se noi vogliamo che il turismo diventi la nostra prima attività, perché è un'industria il turismo che crea ricchezza. E a proposito di assessore poco fa, dice il filmato poi ci fa vedere il nostro clima, i nostri paesaggi, i nostri giovani che vanno in via Atenea, che sembrano un po', come diceva Pirandello, un po' stanchi, indaffarati, non hanno, diciamo, degli obiettivi validi, vanno a scuola, studiano, però non hanno un obiettivo chiaro. E allora torniamo a noi, dicevamo l'assessore, che poi tra l'altro è una brava donna, l'assessore comunale al sviluppo economico. Il parco letterario, infatti, ha sconvolto il signor nostro amico professor, si faceva chiamare professore, ma comunque Andrea Camilleri, a Roma dice: ma qui c'è un progetto scientifico che dimostra proprio quasi matematica che ci sono le società di indotto. Cosa sono le società di indotto? Il parco letterario ha un ufficio centrale che si trova in via La Malfa, abbastanza attrezzato, esteso, con attrezzature eccetera, e tra l'altro anche l'archivio. Tutto si trova ancora lì, perché è giusto che le cose si tengano lì nonostante il tempo va passando, perché la rendicontazione è la chiave di tutto. Oggi, se sentiamo noi dire che si fanno diatribe stupide, banali, mi lasci dire, su quello che succede, viene fatto, viene speso, ma queste sono cose inutili. Basta chiedere la rendicontazione. La rendicontazione per l'Europa, diciamo, ogni cosa va rendicontata in sette documenti. 7. Qui lo sognano ad Agrigento cosa sono questi 7 documenti. L'abbiamo richiamati stamattina. Dall'incarico al preventivo, alla quietanza, alla tracciabilità bancaria, alla quietanza liberatoria e poi alla fine relazione dell'attività svolta. Una relazione dettagliata. Certo. C'è alla Fiera di Milano. Non è che si va per fare la passeggiata o si devono condurre dei contratti. Dove sono i contratti che sono stati conclusi? Io spero che ci siano. A quei tempi c'era il presidente Minio e gliel'avevo detto: caro professore Minio, portami i contratti, portaci a tutti i contratti che avete fatto a Milano, alla BIT, perché così ora vediamo che riscontro hanno avuto il vostro lavoro faticoso. Alla BIT c'è da lavorare, c'è da sudare. Comunque andiamo alla conclusione, ingegnere, perché il nostro subito finito. Sta scadendo. Questi società di indotto sono 10, ogni società ha un obiettivo e ci sono dei posti di lavoro che gli enti locali con cui il comune, tra cui il comune, potrebbe utilizzare per rilanciare economicamente la nostra provincia, la nostra città, e anche l'ufficio centrale, in cui non c'è solo un presidente, ma c'è persone che lavorano lì gratuitamente e che ora è giusto che il bilancio venga. Ho parlato anche con il presidente del consiglio, il consiglio comunale, dottore Civiltà, il quale si è stupito che nella legge istitutiva, il decreto del Presidente della Regione, c'è scritto che sono obbligati ad aprire un capitolo di bilancio, come ha fatto la provincia, come ha fatto Porto Empedocle, come ha fatto
diciamo, la regione. Agrigento non l'ha fatto, che cosa ha avuto Agrigento? Noi abbiamo lavorato sempre, e concludo, con i commissari. Ma che venivano a fare i commissari? Fra un giudice, fra un sindaco e un altro c'era a volte il commissario. Il commissario, egregio dirigente di Agrigento, aveva il buonsenso che diceva: il capitolo non è stato aperto, ma per quest'anno noi vi diamo i soldi che avete chiesto perché li attingiamo a un capitolo parallelo, similare, la parola giusta è similare, che è per le associazioni culturali e teatrali e rappresentative che ci sono ad Agrigento nel bilancio. E invece gli altri non lo hanno fatto da buon padre di famiglia, bisogna essere pater familias carissimo. Ho finito. Bene, noi auspichiamo che queste cose che lei ha detto vadano alle orecchie degli interessati e che, diciamo, la vostra attività possa essere portata avanti nella maniera più serena possibile, perché mi risulta personalmente una sera che non si poteva fare lo spettacolo, che nel piazzale Caos mancava la luce perché non si era pagata la bolletta. Ecco, questo tanto per dire. Ingegnere, grazie di questa sua disponibilità. Ricordiamo che la trasmissione si potrà vedere in tutta Italia sul canale 268 del Digitale Terrestre, su Facebook e su YouTube e sui nostri canali social. Grazie e arrivederci al prossimo speciale di TVA. Grazie Presidente. Grazie infinite a TVA, che conosciamo fin da quando eravamo ragazzi e soprattutto quando è stato avviato il cerchio.